5 ricoverati, 35 in isolamento, 8 positivi in più. Si tratta di un'anziana in una casa di riposo di Cordignano con un focolaio attivo, una coppia di anziani di Selvazzano nel Padovano, mamma di 24 anni e figlio di 3 mesi, stranieri residenti a Vicenza, un 39enne padovano, un bergamasco di 72 anni. Il bollettino odierno scatena la reazione del presidente Zaia nel suo ultimo appuntamento quotidiano dalla sede della Protezione Civile. La sanità del Veneto ha consegnato un Veneto pressoché in ordine dopo 3 mesi di lockdown, di attività, di terapie intensive, di malattie infettive, di terapie subintensive. Cioè, il mondo della sanità del Veneto ha riconsegnato la macchina tagliandata ai veneti. Io non ho nulla contro i comportamenti umani, ma ce l'ho nei confronti dei quali non rispettano neanche le minime regole, no? Sappiate che questi indicatori per me non sono buoni. Il virus non è sparito, ribadisce Zaia. Siamo davanti a una bestia terribile. Questo virus è terribile. Io vi faccio sempre il solito logoro esempio di Venezia. Abbiamo avuto Vo, abbiamo avuto Dolo, abbiamo avuto Limena, ve le dico in successione ai focolai iniziali. Poi è arrivato Venezia, tutti abbiamo detto, beh, a questo punto Venezia farà una strage, e se n'è andato senza neanche disturbare da Venezia, praticamente. Quindi è un virus che ha dei comportamenti incomprensibili. Dalla Cina ci arriva la notizia, dai paesi asiatici, adesso esattamente non so quale sia la località, che c'è una nuova formula, una variante del virus del pipistrello che dà sindrome influenzale nel maiale, che potrebbe essere un ospite intermedio a questo punto, che anche questa potrebbe essere trasmissibile all'uomo. Voi capite che qua c'è poco da scherzare. Quindi inauguriamo questa nuova fase dove ognuno di noi deciderà se vuole andare allo schianto o cercare di salvare la propria vita e quella degli altri cittadini. Per questo il Presidente si appella ancora una volta ai cittadini. Io dico semplicemente con l'obbligo dell'obiettività, di non diffondere allarmismi, perché in questa condizione epidemiologica non è il caso di diffondere allarmismi, però di dire ai cittadini fate attenzione. Vedo che si rinizia a stringere le mani, evitatelo. Si rinizia a stringere le mani in un paese nel quale il contatto fisico è fondamentale, evitatelo. Continuate a disinfettarvi le mani. Voglio anche ricordarvi che il virus, almeno ce l'hanno detto questo, no? Vive anche sulle superfici. La mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti, e poi ovviamente il distanziamento sociale. Questo è l'ABC.